Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, la cooperativa sociale La Quercia. Lavorare nel mondo della cultura, ne parliamo con Serena Mizzan. Artigiani, tutela previdenziale dei soci lavoratori delle cooperative artigiane. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. La cooperativa La Quercia, Trieste, nel momento in cui è uscita il primo DPCM relativo alla pandemia Covid-19, ha affrontato da subito quella che era l'emergenza per far sì che anche i servizi che improvvisamente sono stati chiusi, quindi tutti i servizi relativi ai servizi ausiliari all'interno delle scuole, i servizi educativi interni alle scuole, i servizi educativi territoriali rivolti a minori, disabili, i centri diurni. Ci siamo attivati affinché comunque tutte le persone, tutti i nostri soci avessero a disposizione il FIS, il Fondo di Integrazione Salariale per i soci delle cooperative. Per cui i nostri soci, anche quelli appunto che sono rimasti a casa, non hanno avuto mai nessuna interruzione né di stipendio, perché noi abbiamo comunque anticipato in tutti i mesi quello che c'era da anticipare. È chiaro che la situazione si è presentata tragica in un primo momento, quindi reinventarsi un po' quello che era il nostro lavoro quotidiano, il mantenere dei contatti relazionali attraverso le varie possibilità anche telematiche. Abbiamo rivisto alcuni servizi educativi in teleconferenza, abbiamo mantenuto alcuni approcci anche con le famiglie, in particolare quelle famiglie più fragili. Poi via via, ovviamente con la collaborazione anche degli enti pubblici che hanno sostenuto un po' questi percorsi e con tutti i dispositivi previsti, quindi mascherine, i guanti, i gel di sanificazione, abbiamo messo a disposizione 2 convenzioni con 2 laboratori cittadini che permettono a tutti i soci che entrano in contatto con possibili persone che hanno contratto il virus di fare il tampone in attesa di eventuali richieste da parte di Asugi, che ha dei tempi ovviamente diversi da quelli che possiamo avere noi avendo le convenzioni. Queste convenzioni ovviamente e questi tamponi sono a carico della cooperativa, che ritiene comunque doveroso farlo nei confronti sia dei soci ma anche dei servizi che noi svolgiamo per la comunità. Nonostante tutto ci siamo un po' reinventati, aggiungendo delle possibilità attraverso dei servizi su richiesta proprio dei comuni. Il Comune di Trieste un servizio di tutela per i ragazzi o per le mamme con i bambini che avevano necessità di spostarsi da casa, quindi di isolamento fiduciario. Durante l'estate invece abbiamo attivato anche dei servizi di centri estivi, sempre attraverso il Comune con l'appalto che il Comune dà e poi attraverso servizi piccoli privati. Da settembre ovviamente la cosa si è rimodulata e adesso siamo in chiusura comunque delle scuole e quindi ci siamo anche qua riattivati in maniera tale da non dover chiudere proprio tutti i servizi. Nel 2020 Credit Friuli ha elargito oltre 350 milioni di euro in 2.150 interventi indotti dalla crisi sanitaria, moratorie, nuova liquidità e anticipi di cassa integrazione.
A questi si sono aggiunte attività di supporto alle associazioni del territorio cui la Banca di Credito Cooperativo Friulana ha riservato 430 interventi per complessivi 470.000 euro. Un impegno significativo che rafforza il legame con la base sociale, che ha raggiunto i 10.000 soci, mentre i collaboratori sono 174. Nel frattempo, nel 2020, la banca ha comunque raggiunto significativi risultati economici, con un miglioramento del rapporto tra sofferenze e crediti. Con la circolare INPS numero 29 del 17 febbraio 2021 arrivano importanti novità per gli artigiani in cooperativa. L'INPS, nella sua circolare, riepiloga il quadro normativo concernente la disciplina in materia di socio lavoratore e fornisce chiarimenti in merito alla tutela previdenziale di tale categoria di soggetti, prevedendo l'iscrizione alla gestione speciale autonoma degli artigiani nel caso in cui tra il socio lavoratore e la cooperativa si instauri un effettivo rapporto di lavoro autonomo ex articolo 2222 del Codice Civile. La circolare fornisce quindi il quadro normativo di riferimento e le istruzioni operative per l'iscrizione nella gestione artigiani anche per i soci lavoratori autonomi di cooperative. Un chiarimento fondamentale per sostenere lo sviluppo della cooperazione anche tra artigiani. Habitat Microarea nasce da una volontà di tre enti che hanno firmato un protocollo d'intesa. I tre enti sono Ater, Azienda Sanitaria e Comune di Trieste. È un servizio che è nato in fase sperimentale nel 99 ma che poi è cresciuto e è diventato un vero e proprio progetto. Ater in particolare mette sul campo, o meglio sui territori dove c'è un aumento di popolazione, perché ci sono degli edifici Ater, il portierato sociale, che è uno sportello che ha la funzione di avvicinare il proprio inquilino alle istituzioni. Io mi occupo per esempio del portierato sociale di Gretta, che è uno tra i tre sportelli più vecchi di Costituzione. Poi via via ne sono nati tanti altri nelle aree dove c'è una maggiore popolazione Ater. Quello che noi facciamo è quello di raccogliere banalmente le richieste, la burocrazia, ma anche e soprattutto di essere in rete fortissima con un lavoro di equip quotidiano con gli altri due enti, che quindi sono il Comune e l'azienda sanitaria, e il nostro obiettivo è quello di portare salute inteso come un miglioramento dello stato personale all'interno del proprio abitare e nella complessità dei bisogni e delle risposte alle persone. È un lavoro che richiede un'attenzione, ma soprattutto un ascolto propositivo, un sistema per entrare in fiducia con le persone, per esplorare quelli che possono essere i bisogni ma anche i rischi. Pertanto è un lavoro sociale. Se io devo spiegare cos'è il portierato sociale, dico che portierato è tutta la parte di burocrazia, quindi anche discorso di manutenzioni per gli stabili. Sociale sono tutte quelle azioni che noi promuoviamo vicino ai nostri residenti, ma anche attivi con i nostri residenti, perché esploriamo anche situazioni dove anche davanti a una risposta negativa rilanciamo le opportunità che le persone hanno. E questo secondo me è il valore aggiunto. In questo momento poi anche difficile che stiamo attraversando tutti, è un punto informativo per tante cose, lo sportello, ma è anche proprio un ascolto e un rilanciare le varie opportunità, le varie possibilità che hanno le persone. È un lavoro sociale, è un lavoro di attenzione, ma è anche un dare e avere continuo, che è il valore più grande su cui noi puntiamo, il fatto che le persone possono mettersi in gioco e diventare risorse uno per l'altro. Salve a tutti. La pandemia, l'emergenza sanitaria ha colpito duro tanti settori. Sicuramente ha colpito molto forte il settore della cultura, del turismo e dello sport. Anche nei rapporti con gli enti pubblici ci sono luci e ombre. Tutto questo ce lo facciamo raccontare oggi in questa intervista da Serena Mizzan, presidente regionale di Federcultura, Turismo e Sport di Confcooperative. Presidente Mizzan, il settore turistico e culturale è stato molto penalizzato da un anno che non finisce più di pandemia. Qual è la situazione regionale? Un breve quadro. Innanzitutto quello che dice lei, un anno che non finisce più.
I problemi sono giganteschi e lo sappiamo tutti. Io non credo che sia necessario o sia utile fare delle graduatorie, è una situazione drammatica per tutti e di tutta evidenza nel nostro caso però le ripetute e continue chiusure dei musei, dei teatri, dei cinema, l'impossibilità di fare spettacoli che perdura da così tanto tempo ha creato una situazione che sta veramente diventando ingestibile. Le imprese sono in gravissima difficoltà, è vero. Siamo stati in parte sostenuti dagli enti, riconosciamo alla Regione la tempestività dell'intervento, è stata una delle prime regioni in Italia ad intervenire con dei provvedimenti che hanno permesso per esempio la conferma dei contributi per le attività culturali che erano già stati assegnati nel 2020. Però, parliamoci chiaramente, non è con i ristori che si risolve la situazione. Io credo che sarà necessario arrivare a degli interventi molto profondi e soprattutto che vadano avanti del tempo. Più è lungo un periodo di crisi, più sarà lungo il periodo necessario per la ripresa. Giustamente si guarda già al futuro e questo diciamo che magari è uno spiraglio di ottimismo, ma nel frattempo bisogna portare avanti le aziende, bisogna portare avanti le imprese con le persone, con tutte le strutture che sono già in atto, già in essere e che hanno bisogno di operare. Ecco, quindi come accennava lei, i ristori, i sostegni stanno arrivando, sono arrivati, sono sufficienti, si riesce perlomeno a traguardare anche con questi aiuti un'apertura futura? Ora lei mi fa una domanda alla quale necessariamente io devo rispondere che non sono sufficienti, perché non potrebbero mai essere sufficienti dei ristori a recuperare una situazione così difficile e così compromessa. Le nostre imprese hanno dovuto attivare la cassa integrazione. Con i ristori hanno potuto far fronte ad alcune spese fisse che non sono in nessun modo derogabili. Ripeto, questo può servire a tamponare la situazione. Noi dobbiamo fare in modo che le imprese rimangano in vita perché possano riprendere. Lei ha fatto riferimento al futuro. La cultura è potentemente impegnata nella costruzione del futuro per sua natura. Chi si occupa di cultura riflette per poter progettare e per poter andare avanti. È quasi naturale per noi essere proiettati nel futuro, ripensare. Molti di noi hanno rivoluzionato la loro attività perché non basta rimanere vivi come impresa. Per noi è importante anche continuare a alimentare il nostro pubblico, che siano musei, che siano cinema, che siano teatri, che siano soggetti che preparano e organizzano eventi. Il nostro pubblico ha diritto di continuare ad avere dei servizi. Molti di noi hanno attivato moltissimi servizi online che comportano dei costi che noi non possiamo ribaltare sul nostro pubblico in questa situazione, perché noi soffriamo di una doppia crisi. La crisi che investe noi come impresa e la crisi che investe l'intera popolazione che si trova ad avere una disponibilità di denaro estremamente ridotta e quindi non ha la possibilità di spenderlo per acquisire servizi culturali. Benissimo, ma intanto c'è ancora il presente che incombe e il presente vuol dire per tutte le imprese della cultura, dello sport, del turismo avere a che fare molto spesso anche correttamente con gli enti pubblici. Quindi in tema di appalti, in tema di affidamenti, che problematiche ci sono? Perché anche qui forse snellendo qualcosa, migliorando, si potrebbe vedere qualcosa di positivo per il futuro. Beh, io credo che quando c'è una crisi bisogna sempre cercare di trovare anche nelle crisi qualcosa di positivo. E cosa può essere di positivo in una crisi? Il cambiamento. Alla base di un cambiamento c'è sempre una crisi. Che cosa sta accadendo? Devono essere rifatti dei bandi, devono essere fatte le gare d'appalto per gestione di luoghi di cultura. Ora, io credo che dopo questa crisi noi dobbiamo fare in modo che sia sempre più chiaro e evidente, e la crisi ce l'ha mostrato, come i servizi che vengono realizzati all'interno dei beni culturali, ripeto, teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche, sono servizi ad alta professionalità. E io credo che le imprese culturali possano dare un contributo significativo a questo. C'è un però. Deve essere chiaro nel momento in cui le amministrazioni pubbliche
predispongono le gare d'appalto per la gestione di questi servizi, che c'è una significativa differenza tra i vari servizi che essi mettono a bando. Molto tempo fa, con la legge Ronchey, fu introdotto il principio, anzi direi la terminologia, dei servizi aggiuntivi. Quella legge ebbe il grande valore di dare la possibilità di esternalizzare, chiamiamo così, alcuni servizi e li chiamò servizi aggiuntivi. Ora sono passati molti anni, sono passati più di 30 anni. Quelli che allora erano definiti servizi aggiuntivi sono in realtà i servizi fondamentali delle istituzioni culturali, sono alla base della vita stessa, quindi non possono essere assimilati a servizi, diciamo, a minore valore aggiunto, senza nulla togliere ovviamente a diverse professionalità. Penso all'assistenza al pubblico, all'accoglienza del pubblico. Sono diventati servizi, nella nuova organizzazione dei servizi culturali, che richiedono una professionalità speciale, che è quella tipica che troviamo all'interno delle imprese culturali. Non vanno confuse con altre professionalità. Noi, con il nostro personale, dobbiamo fare grossi investimenti in formazione, per esempio. Questo comporta dei costi dal punto di vista dei costi del personale. Orbene, se gli enti pubblici vogliono che all'interno delle loro istituzioni culturali ci siano dei servizi di qualità, è assolutamente necessario che questi servizi siano gestiti da imprese che hanno delle professionalità ad alto valore aggiunto, e questo ha dei costi che vanno riconosciuti. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. La cooperativa Panctone è una società cooperativa che è nata nel 2001, è nata da professionisti che in parte alcuni già si occupavano precedentemente di comunicazione. È una cooperativa che ha messo insieme dei professionisti con diverse anche capacità e ambiti in cui erano specializzati per creare qualcosa di nuovo. Il nome Panctone è un po' anche questo, cioè conoscete il Pantone è il sistema di riferimento per il colore della grafica, no? Quando andate in tipografia scegliete un colore e il Pantone è quello. Panctone voleva essere un po' appunto anche un messaggio che diamo nel fatto di essere una cosa assolutamente originale. Panctone è un colore che non si è mai visto prima. Infatti, diciamo, la nostra particolarità è un po' la creatività e il modo in cui affrontiamo ogni progetto. Noi siamo nati a Gorizia, inizialmente ci siamo configurati soprattutto come studio grafico e pubblicitario. Poi abbiamo capito che interfacciandoci anche con i clienti e con le istituzioni con cui abbiamo fatto diversi progetti, la necessità di comunicare era molto più ampia rispetto a disegnare, cosa che comunque ci continua a caratterizzare come qualcosa di unico, cioè il fatto di saper fare dei progetti di alta qualità a livello visivo. Poi abbiamo capito che la comunicazione è molto di più e soprattutto che in Friuli c'è molto bisogno di comunicare, perché abbiamo un sacco di realtà molto brave, abbiamo aziende fortissime in quello che fanno, abbiamo istituzioni che creano un sacco di eventi, di progetti, ma spesso non sanno bene come comunicare queste cose qua. Quindi abbiamo un po' espanso il nostro range, per cui siamo passati dal fare solamente grafica pubblicitaria visiva a fare altre cose. Ovviamente recentemente è molto più forte anche la richiesta di essere presenti sui social, il digitale, l'ufficio stampa che si è aggiunto successivamente per poter gestire tutta una serie di cose. Ad esempio, se un'istituzione deve comunicare un evento, un progetto culturale,
non si fa tanto marketing nel senso annunci pubblicitari, ma magari si comunica nel modo migliore quello che è l'evento tramite l'attività di ufficio stampa che fa la mia collega. Perché è importante l'educazione finanziaria? L'educazione e la formazione sono importanti in generale, ma nel caso di quella finanziaria vuol dire prendersi cura dei propri risparmi, dei propri consumi e dei propri investimenti e in generale della propria famiglia. E a differenza delle altre forme di educazione se ne fa troppo poca nelle scuole e sempre più ci troviamo ad avere la necessità di prendere molte decisioni in autonomia. E quindi educarsi a un uso responsabile delle proprie finanze significa anche affrontare queste scelte con serenità. A noi della cooperativa Pantone piace l'idea di seminare bellezza. Abbiamo un rapporto particolare con il territorio in cui viviamo, abbiamo un rapporto molto stretto e infatti una delle cose più emozionanti del nostro lavoro è quella che ciò che creiamo alla fine ce lo ritroviamo intorno, diventa visibile sul nostro territorio, che in questo modo cerchiamo di modificare, di cambiare, perché no, anche di rendere un luogo migliore. Per portare un esempio di questo rapporto posso dire che nelle case dell'Isontino ci sono i nostri calendari della raccolta differenziata che sono stati ideati dai nostri grafici, oppure ancora alle fermate degli autobus recentemente sono comparsi nuovi orari che portano il logo, l'immagine della nuova società regionale TPL FVG che abbiamo creato all'interno del nostro studio. Oppure ancora spesso girando in città incappiamo nei nostri manifesti promozionali di eventi o mostre che abbiamo creato e realizzato all'interno della cooperativa. Il discorso di puntare sul territorio e creare connessioni all'interno del territorio si manifesta anche nella nostra capacità e volontà di creare legami con i media, sia a livello nazionale e locale ma anche internazionale, a seconda ovviamente delle esigenze del cliente. Ci piace comunicare al meglio le attività dei nostri clienti e anche le loro realtà e i loro valori, per cui attraverso l'attività di ufficio stampa quello che facciamo è offrire un servizio di utilità proprio per dare voce alle realtà del territorio e a tutte le loro iniziative. Quindi raccontiamo progetti che i nostri clienti organizzano e portano avanti, comunichiamo e raccontiamo alle persone gli eventi e le iniziative che vengono svolte sul nostro territorio. Quindi di fatto quello che facciamo è creare connessione tra i soggetti di cui curiamo la comunicazione e la comunità. Pantone è anche comunicazione digitale. Il 2020 è l'anno un po' del digitale, tutti quanti abbiamo scoperto l'importanza di questo tipo di comunicazione e noi già da qualche anno ci occupiamo anche di questo, ci occupiamo di portare quello che è il bello e la comunicazione che sappiamo creare in Pantone anche all'interno del mondo digitale e il mondo dei social. Sembra un mondo un po' senza anima quasi e l'obiettivo è quello di dargli un'anima, perché non dobbiamo mai dimenticare che digitale, l'abbiamo scoperto, è assolutamente reale. Di questo me ne occupo io principalmente. L'obiettivo è quello di lavorare in sinergia per riuscire a portare la nostra creatività anche in questo mondo. Non è un lavoro banale, è un tipo di comunicazione un pochino differente perché è una comunicazione molto veloce, ma è una comunicazione da trattare un po' con i guanti, perché quando lavoriamo su un social noi entriamo violentemente nella vita delle persone, siamo tutti col cellulare in mano e questo entrare violentemente nella vita delle persone deve essere fatto in maniera consapevole per riuscire a portare il messaggio dei nostri clienti all'utente finale nella maniera migliore per raggiungere l'obiettivo senza però andare ad essere troppo invasivi.